Se il fosso fosse stato più profondo, probabilmente oggi racconteremmo un'altra storia. Le parole del funzionario dei Vigili del Fuoco sono ben chiare. A Piavon di Oderzo si è sfiorato la strage. Solo una serie di circostanze infatti hanno scongiurato un bilancio ben più pesante e drammatico, a partire dalla bravura dell'autista che ha evitato il ponticello in cemento di un'abitazione poco distante, al fossato non particolarmente profondo. Altrettanto importante è stata la prontezza dei ragazzi che, superato lo shock iniziale, hanno evacuato il mezzo. Fortunatamente i ragazzi in autonomia, e questo bisogna dargli merito, avevano attraverso il lunotto posteriore evacuato tutto l'autobus e avevano anche, attraverso anche il personale suo presente sul posto, portato soccorso all'autista dell'autobus. Tra gli oltre 20 feriti, fortunatamente tutti lievi, anche l'autista dell'autobus che ha riportato diverse scoriazioni e contusioni, ma è stato dimesso dall'ospedale già in mattinata. L'autista è scioccato sicuramente per quello che è successo, però insomma è già stato dimesso, quindi ha avuto un impatto emotivo ma non un impatto fisico. Il pensiero poi va alla vittima del drammatico incidente e alla sua famiglia. Siamo profondamente addolorati e porgiamo le condoglianze alla famiglia del conducente dell'auto che si è scontrata con il nostro mezzo.